Amici sportivi e toscani amanti dei motori, buonasera. Eccoci arrivati alla 12ª puntata di Toscana TV Motori. Partiamo subito con un ospite che noi inseguivamo da tempo. Un top manager di un team della MotoGP, l'LCR, acronimo che sta per Lucio Cecchinello Racing, team Honda che recentemente ha vinto anche il Gran Premio di Argentina con Cal Crutchlow. Avremo in studio quello che lui stesso si definisce l'happiness manager, ma che in realtà è un direttore di questo team, alla vigilia del Gran Premio d'Italia che la prossima settimana si svolgerà al Mugello. Gli abbiamo fatto un po' di domande, ci racconta anche un po' cos'è tutto l'ambiente di questo circo mondiale a due ruote, che è appunto la MotoGP, e vi preannuncio che è stata un'intervista fluida ma nello stesso momento interessante. Dopo così tanto tempo in studio è il momento di un servizio sulla recentissima rievocazione storica della Mille Miglia. Solo musica e immagini che condensano in pochi minuti quei 4 giorni dove stupende vetture storiche, partendo da Brescia e andando verso Roma, sono poi risalite ancora verso Brescia, dando il via all'ennesimo spettacolo di motori mondiali e soprattutto attraversando dei borghi, per quello che ci riguarda in Toscana, fra i più affascinanti, fra i più ammirati. Torniamo in studio con una coppia di ospiti, esattamente Fabio Fagni e Pietro Mascardella, vincitori della classe A7 al recente Rally della Valdinievole. Chiuderà la puntata la solita sequenza di filmati di AC Sport che questa settimana spaziano dal Gran Turismo con la prova del Paul Ricard a Castellet in Francia, al Rally del Vermentino in Sardegna, alla prima tappa del campionato italiano velocità montagna al Nevegal. Vi rivedo più tardi per i saluti. Buona visione. Amici sportivi e toscani amanti dei motori, ecco che per la prima volta abbiamo di fronte alle nostre telecamere un personaggio conosciuto più nell'ambiente della MotoGP, ma toscanaccio doc, Fabio Alberti, fiorentino di nascita, ma residente in quel di Figline. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Averlo in studio è come vincere quasi al Superenalotto, perché è 2 anni che lo inseguo, una volta perché doveva portare la showbike, un'altra volta ma stavolta ha esaudito la mia richiesta e la settimana prima del Gran Premio del Mugello, peraltro Gran Premio che voi del team LCR, dove LCR vuol dire Lucio Cecchinello Racing, esatto. Subirete, come mi dicevi a telecamere spente, l'assalto dei molti amici che non senti mai per tutto l'anno. Succede. Ecco, la cosa bella che adesso vi devo innanzitutto dire è lui fa una professione che molti di voi diranno e gli invidieranno. Praticamente fa l'happiness manager, che è una definizione particolare da lui inventata, perché all'interno del team LCR spiega ai nostri telespettatori esattamente di cosa ti occupi. Allora, questa mansione che mi sono creato è perché, a dire il vero, sui campi gara, nelle 19 gare del campionato mondiale,
e cerco di fare felici tutti coloro che sono i nostri ospiti, che sono coloro che ci danno i soldi, che ci consentono di fare questo lavoro, cercando di far vivere loro qualche piccola esperienza, qualche cosa al di fuori dai canoni, il muretto, mandarli a bordo pista, mandarli via con un sorriso e un'esperienza particolare. Quindi, diciamo, regalando queste piccole gocce di felicità mi sono definito happiness manager, tutto qua. Certo che c'è da dire che il budget per fare una stagione di MotoGP è veramente elevato, quindi già dalla presenza dei marchi presenti sulla tua camicia si capisce che effettivamente hai a che fare con molte aziende. Sì. Ecco, com'è la specifica fra chi per esempio, calcolando che lo spazio sulla carriera non è molto perché le moto sono abbastanza piccole, rastremate eccetera, come fate a dare il cosiddetto colpo al cerchio, colpo alla botte e far sì che tutto vi aggrada e funzioni bene? Allora, guarda, partendo da, visto che hai accennato ai numeri, i numeri sono davvero importanti. Per noi che siamo un team privato, quest'anno abbiamo 2 moto, di cui una ufficiale esattamente come quella di Mark e Dani, che è guidata da Calcraccio, e l'altra è una moto ufficiale dell'anno precedente, guidata da Nakagami. Il budget nostro di quest'anno è circa 12 milioni e mezzo, più o meno... Di euro. 12 milioni e mezzo di euro, più o meno 4 milioni e mezzo ci vengono dati dall'organizzatore, la Dorna, in ripartizione dei diritti TV. È una diciamo, distribuzione dei capitali più democratica di quello che avviene in Formula 1 perché non percepiamo grosse somme quando vinciamo, ma li percepiamo per partecipare al campionato. Gli altri 8 milioni vengono da sponsor privati. Se così non è, ahimè, è Lucio Cecchinello che di tasca sua va a rimetterci quello che manca per fare il budget. Negli ultimi anni siamo sempre un po' sotto, un po' sopra, un po' sotto, un po' sopra, però diciamo che andiamo avanti. Con queste cifre non è facile andare sul mercato e reperire questi capitali. Come facciamo a ripartire queste somme? Ovviamente andiamo a calcolare qual è il valore di una moto, quindi la somma delle 2 carene della moto, cioè la moto di tacca, la moto di cal, più i pass che abbiamo a disposizione e pochi altri spazi di valore che possono essere la tuta o i camion, questi devono dare come totale almeno 8 milioni, quindi quando riusciamo a vendere tutto in genere c'è una marginalità per l'azienda. È bello vedere perché all'interno del paddock della MotoGP, che è sempre quel particolare spazio dove molti tifosi sperano e tentano di entrare pur non avendo il pass, e effettivamente il team LCR si distingue perché è il più, fra virgolette, amato a livello italiano e non solo, perché soprattutto sembra di stare un po' in famiglia. Questa è la cosa che mi fa molto piacere. Io ho frequentato per un po' di anni il paddock della MotoGP e devo dire che parecchi anni l'hai frequentato. Parecchi anni, grazie. Devo dire che effettivamente non ho mai trovato sui volti delle persone che fanno parte del team LCR pur essendo stanchi, perché ovviamente le ore che si danno sono veramente molte. Si comincia, se non sbaglio, al mercoledì, sì, e si finisce la domenica sera, spesso smontando in fretta perché già bisogna essere, quando sono ravvicinati i tempi. Il mercoledì, diciamo, al netto del montaggio dell'ospitality, certo, i camion entrano il lunedì e parcheggiano, prima i tecnici poi gli ospitality, cominciano a montare il lunedì sera o il martedì mattina. Per il mercoledì pomeriggio in genere hanno già montato il grosso, poi c'è da allestire la sala, sistemare le cucine eccetera, e noi arriviamo, staff tecnico e comunicazione, arriviamo il mercoledì mattina, mercoledì pomeriggio. Questo chiaramente in Europa, al di fuori dell'Europa non ci sono le hospitality, quindi è molto più in fretta, ma c'è qualche lavoro in meno da fare. Ecco, come organizzate il fatto di poter gestire questo numero di pass fra tutte la grande centinaia di richieste che avete? Come riuscite a farli diventare uno vale 10, eccetera? Allora, io lo so, ma non posso dirlo. I pass davanti al Mugello mi sembra come riparlare di banconote con dei 3 zeri sopra, no? I pass vengono ripartiti proporzionalmente sui contratti in base al valore del contratto. È chiaro che un'azienda, ad esempio come Givio, come Castrol, che hanno dei contratti con dei 6 zeri,
è ovvio che hanno un numero di passi importante e all'inizio della stagione decidono in quale gara usufruirne. Poi ci sono contratti minori e diciamo dai contratti milionari fino ai contratti più piccoli, tutti hanno a disposizione un certo numero di passi, chiaramente proporzionalmente all'investimento. Ecco, quali sono i Gran Premi? La domanda è abbastanza semplice. A parte Mugello e Misano, che sono i due appuntamenti sul suolo italiano, quali sono gli altri appuntamenti dove effettivamente il team è messo a dura prova nei confronti appunto della vostra hospitality, di clienti che magari gradiscono avere un po' sempre di più, eccetera? Senti, sicuramente diciamo, il Gran Premio in termini di presenze, vi do anche qualche numero, cosa vuol dire per noi essere sotto stress. In Italia al giorno abbiamo circa 260 ospiti, il venerdì, il sabato e la domenica. In un Gran Premio importante come può essere Barcellona o Valencia arriviamo ai 100, quindi diciamo che lo stress per la struttura è enormemente inferiore. Ultimamente il Gran Premio della Malesia, che è un nodo molto importante per il mercato asiatico, per esempio la Castrol investe molto in questi mercati perché in Indonesia e in Malesia ci sono più fan e più proprietari di moto che in tutta l'Europa. Il Gran Premio della Malesia, dicevo, è diventato molto molto importante, quindi arriviamo a avere 80-90 ospiti anche in Malesia, pur non avendo l'hospitality, quindi anche logisticamente non è semplice da gestire. Bene, tu questo lavoro, fra virgolette, te lo sei ritagliato perché oltre alla passione, però tu nasci come esperto di comunicazione. Sì, io ho avuto... Spiega ai nostri telespettatori come è avvenuto il tuo modo di conoscere Lucio Cecchinello e come è nato il vostro rapporto. Allora, ora esperto è una parola grossa, però diciamo, ho lavorato in comunicazione e pubblicità per una dozzina di anni e uno dei miei clienti era il team LCR, che ho conosciuto Lucio assolutamente per caso durante una campagna pubblicitaria al Pineta a Milano Marittima, senza fare pubblicità. No, si può fare. Noto luogo di ritrovo. Noto luogo di ritrovo. Lui è stato veramente un signore, l'ho conosciuto, mi ha chiesto di iniziare a lavorare per lui, così è stato per qualche anno. Dopo una decina d'anni che lavoravo per lui mi ha fatto la proposta di smettere di fare il servizio in outsourcing ma di diventare un suo dipendente. Abbiamo negoziato un po' e poi ho accettato la proposta di cominciare a lavorare per lui e girare il mondo e chiaramente oltre che la comunicazione ho vinto numerose altre mansioni, come in tutte le aziende non enormi, mi occupo degli eventi, mi occupo della comunicazione, del commerciale e soprattutto la cosa che mi dà più soddisfazione è il customer care, curare gli ospiti in circuito è la cosa più bella in assoluto. Ecco, il lato, diciamo così, nascosto di questo lavoro è che praticamente tu non sei quasi mai a casa, almeno in un periodo dell'anno, diciamo da marzo fino a ottobre. Hai perfettamente ragione, conosci questo lavoro probabilmente meglio di me. Da marzo a novembre sono, per quello che riguarda il calendario di quest'anno, una settimana sì, una settimana no, sono in giro per il mondo. Più o meno, a seconda della distanza, l'assenza da casa è dai 7 agli 8 ai 9 giorni, a seconda quanto è lontano. Però durante l'inverno sono un commerciale, quindi quando è finito il mondiale dobbiamo poi trovare i soldi per affrontare quello dopo e quindi da novembre a marzo, e non smettiamo mai, a parte tra Natale e la Befana, siamo sempre un giorno a Londra dalla Castrol, un giorno a Milano da un cliente, un giorno a una fiera a Colonia e quindi non finisce mai. Non c'è un periodo in cui io sono 2 mesi a casa e posso non essere brontolato dalla famiglia. Il periodo feriale non è conteggiato, a parte no. quello stop che va, se non sbaglio, dal 10 di luglio fino ai primi giorni al 10 di agosto. Quest'anno sono 2 settimane sole, perché abbiamo il Sachsenring a metà luglio e ripartiamo con Brno la prima domenica di agosto, quindi non è messo molto bene. La moltitudine del pubblico crede che voi siete in vacanza, invece non è così. Esatto. I non addetti ai lavori mi dicono, vabbè, adesso che a Valencia è finito il mondiale, adesso vai in vacanza, stai 6 mesi in vacanza. No, non è così, assolutamente. Lo staff tecnico sì, quando loro hanno finito i test a fine novembre, poi dicembre, gennaio, diciamo il periodo di divieto dei test, a fine gennaio vanno a fare lo schooling in Giappone per imparare le cose nuove della nuova moto, però è vero, loro hanno un paio di mesi di break. Noi commerciali assolutamente no,
devo dire, la tecnologia ci aiuta, cioè mi aiuta e no, ovvero con un Mac e un iPhone puoi lavorare anche sulla spiaggia. Il buono è che puoi andare a lavorare dove vuoi, il cattivo è che poi alla fine della fiera non smetti mai, anche quando sei in spiaggia. Ho bisogno di una mail, me la puoi mandare fra un'ora, ma sono in spiaggia, però c'hai il computer, quindi la puoi mandare. Ecco, la cosa importante che dovete sapere, egregi telespettatori, è che il team LCR non è solo un team ufficiale Honda così, ma è anche lo scopritore di talenti che nel passato, uno dei quali si chiama Casey Stoner, ad esempio. Sì, è vero, è vero. Oppure anche quella riscoperta di questo Cal Crutchlow che in Argentina, bisogna dirlo, ha vinto meritatamente la gara. Sì. E per voi, soprattutto, vincere una gara cosa rappresenta? Questo è importante. Guarda, quando la prima gara che abbiamo vinto, che è stata a Brno 2016 in MotoGP, non ci credeva nessuno. In genere c'è rumore nel box, c'è confusione. Brno è sempre stata una tappa, essendo nel mezzo dell'estate, in cui siamo abbastanza pieni di ospiti. Non volava una mosca nel box a 7 giri dalla fine, che Cal era davanti. Si tagliava l'atmosfera pesante. Zitti, nessuno aveva il coraggio di dire non succede, ma se succede è uno spettacolo. Tutti zitti, muti fino all'ultimo giro che siamo saltati per aria. Una gioia incredibile. Spesso ci chiedono, vabbè, ma avete avuto un sacco di premi da parte dell'organizzatore? No, i premi sono assolutamente il valore di una cena per il team. Per il discorso che dicevo prima, i contributi li abbiamo a prescindere, però la gioia e il calore dai nostri sponsor, dai nostri partner, dagli amici, sulla pagina Facebook, è successo il delirio. Dal box e arrivare al Parc Fermé, dove abbiamo trovato il pilota che urlava, io avevo già 250 WhatsApp arrivati e non so quanti ne aveva Lucio, forse un migliaio, perché è incredibile, da team privato passare davanti agli eroi, ai Valentino e ai Marquez, è uno spettacolo, è veramente non... Però diciamo questo faceva parte della passione con cui all'inizio di tanti anni fa avevate iniziato questa avventura. Sì, ovviamente tutto questo nasce dalla passione di Lucio malato di motori. I suoi genitori non gli hanno spianato la strada per fare il pilota e quindi lui appena ha potuto, ai 16 anni, ha cominciato a fare il meccanico per guadagnarsi soldi e farsi prestare le moto, andare a correre, ne ha inventate di tutte proprio perché lui voleva correre, voleva capire le moto e voleva correre. E tuttora quando arriva un'evoluzione che probabilmente non ci cambia assolutamente niente nell'esito della stagione, ma costa 150.000 euro, assolutamente non gliene può fregare di meno dei soldi, ma l'evoluzione ci deve essere perché vuole provare a vincere, deve avere tutte le chance per provare a vincere, ce l'ha proprio nel DNA lui. E è vero, lui essendo un ex pilota ha sempre avuto un buon occhio per quello che riguarda i pilotini, gli emergenti. E quando gli fu proposto Casey Stoner lo andò a vedere, lui disse assolutamente sì, questo mi piace, selvaggio, molto puro, molto, un bel manico e si è rivelato essere poi un fenomeno. Ha esordito sia nel motomondiale ma soprattutto nella classe MotoGP, ha esordito con noi e l'anno dopo quando lo ha preso la Ducati, insomma poi è stato... Il nomignolo era Rolling Stone. Rolling Stone, esatto. Perché praticamente lui a furia di... Cascava spesso, cascava spesso e le per due motivi. Le carene erano continuamente segnate. Il motivo per cui cascava erano due. Il primo perché probabilmente non gli mancava il sensore della paura, non ha mai mollato, ci sono dei video di Casey che fa della roba allucinante. E poi perché aveva un talento talmente incredibile che arrivava al limite delle performance della moto abbastanza alla svelta e purtroppo lo sorpassava, quindi non gli bastava quello che la moto poteva dare e andava oltre e cascava per terra, cascava spesso, oddio non è che Cal caschi poco, non è un talento altrettanto, però Cal è altrettanto sanguigno, molto puro, piace tantissimo perché dice quello che gli viene, la prima cosa che gli viene in mente. Il famoso discorso Crazy Cal, che cos'è? Ma è veramente così pazzo fra virgolette oppure... Sì, è una bellissima persona, molto puro, non fa nessun tipo di calcolo diplomatico su che cosa dire,
Questo delle volte ovviamente gli crea anche qualche grattacapo, però gli piace la battuta, gli piace prendere in giro, non ha servilismo nei confronti di nessuno, non vuole diciamo, non va a mercanteggiare il rapporto diplomatico con un pilota, se non gli piace glielo dice, se lo deve mandare glielo dice. Quando la Dorna ha messo la multa sull'esposizione di eventuali dita in pista, lui disse speriamo che il mio stipendio mi basti per pagare tutte le multe che prenderò, quindi è un personaggio molto puro ma bello, assolutamente bello. Senti, ma è vero ciò che continua a risuonarci nelle orecchie, che lui ha preso casa qua in Toscana da queste parti? Assolutamente sì. Lui vive a Quarrata, quindi veramente vicino qua. Ha preso casa qua perché qui vive un Mark Cavendish col quale lui si allena. Mark Cavendish ha preso casa qua perché le condizioni climatiche e territoriali della Toscana sono molto migliori, neanche a dirlo, di quelle che poteva trovare in Inghilterra. E hanno preso casa vicino e si allenano insieme, vanno molto forte in bicicletta e fanno dai 120 ai 140 km al giorno insieme. Eccezionale, quindi si ripropone il fatto che ciclismo e motorismo spesso vanno di pari passo. Assolutamente, la preparazione fisica di questi ragazzi che fanno la MotoGP non sono ragazzi che stanno seduti su una moto e danno del gas, hanno un fisico tutti, da Pedrosa al più piccolo ai più dotati fisicamente, fanno paura, hanno dei muscoli, ovviamente è uno stress incredibile, immaginate che arrivano per esempio, visto che parliamo del Mugello, dai 359 che è la velocità di punta del rettilineo del Mugello alla staccata della San Donato 300 metri dopo che la affrontano a 70 km/h. Quando si attaccano ai freni per fare una curva a quella velocità, ovviamente la struttura, le spalle e le braccia devono reggere, come devono reggere le gambe per attaccarsi poi in tutte le curve nei cambi di ridirezione. Certo che si potrebbe star qua un'intera serata a parlare, perché effettivamente gli aneddoti che Fabio può raccontarci sono veramente molteplici. Ecco, ripensando al tuo incontro con Lucio, avresti mai pensato che effettivamente, primo, che mi dà l'impressione che l'età per te sia quasi stoppata, o il tempo passa così veloce che ti ho conosciuto un po' di anni così e ti ritrovo così. Quindi non hai tempo nemmeno, che ne so, tipo di ingrassare, non hai tempo di fare altre cose perché non c'è il tempo. No, il tempo Cioè, di ingrassare sei purtroppo lo trovo. perennemente in giro, perennemente sotto stress, però tutto sempre con il sorriso, questa è la cosa basilare. Vabbè, questo è cioè, il mio stile di vita, anche quando ci sono le cose che non vanno tutte per il verso giusto, non è il cruccio che le sistema, quindi cercare di affrontarle con un mood positivo, devo dire, mi dicono che è stata sempre una delle mie qualità. Se mi chiedi se mi fossi mai immaginato che nel 1998, quando davanti al Pineto ho conosciuto Lucio Cecchinello, un giorno sarei diventato, come lui mi considera, il suo braccio destro, assolutamente no, ovviamente no, per me era conoscere un'altra, avevo già diversi clienti del motomondiale, era un altro cliente, una bravissima persona, devo dire con un modo di fare elegante, molto signorile, molto affidabile, ogni cosa che ha detto si è sempre poi avverata, ogni cosa che mi ha promesso è sempre andata avanti, quindi però diciamo nei primi 10 anni non avrei mai immaginato che sarei diventato un suo dipendente. Ecco, mi hai posto sul piatto d'argento una domanda. Hai appena detto tutte le cose che ti ha promesso si sono avverate. Ecco, nel vostro ambiente spesso la gente da fuori, chi l'ha frequentato, dice che magari è anche frequentato dai cosiddetti arrivisti o persone che magari di indubbia, chiamiamola così, possibilità o anche fama o reputazione. Ecco, calcolando che però voi siete votati a sorriso, perché bene o male offrite un servizio o anche date o permettete di essere presenti in questo mondo che la gente crede dorato, ma che poi in realtà è abbastanza crudo, spartano, duro, perché si sa, il vincente è uno e tutti gli altri, come diceva Ferrari, il secondo è il primo dei perdenti.
Però Assolutamente. giù dal podio uno dice, ma sì dai, LCR è un team come gli altri. Non è vero, perché io vi posso garantire che per anni, lavoravo anch'io per un'azienda che collaborava col team, abbiamo provato delle sensazioni, ti mettono nella condizione di provare le stesse sensazioni che provano loro. Cioè loro sono votati sempre a fare meglio, a cercare di fare il massimo, a cercare di dare questo tipo di qualità che altrimenti tu magari difficilmente saresti portato a sondare. E invece, vedendo come operano loro, tu sei portato a dare anche tu il massimo per, diciamo così, cercare di pareggiare il tipo di attività e di servizio che loro ti danno. Questa è stata veramente una bella lezione, poi infatti mi sono innamorato, ho fatto più di un anno e da lì, dopo aver per raggiunti i limiti di età, ho Sì. deciso di smettere. Ci sono anche delle motivazioni un po' più delicate e un po' troppo personali, però effettivamente è stato un periodo della mia vita che ricordo sempre con piacere. Senti, come vedo l'orologio e vedo i segnali della regia, abbiamo dedicato un po' di spazio. Cosa prevedi, domanda da un po' Sapevo. giornalistica, per il Mugello? Soprattutto così, di attività, perché magari ci sarà qualcuno che ti farà una domanda strana, ecco, oppure qual è la cosa più strana che ti hanno chiesto? E poi se credi che al Mugello ci possa essere qualcuno che te ne fa un'altrettanta. Le domande strane, beh sì, ora non mi viene in mente niente di particolare. Io sono solito fare tutti i sabati notte per una clientela molto selezionata, una visita notturna nel box, quindi senza staff tecnico, quindi ci mettiamo intorno alla moto e spiego come funziona, rispondo alle domande più incredibili. E lì qualche volta mi fanno delle domande a cui non so rispondere, ma soprattutto mi domando perché mi fai questa domanda? Dal Vero? diametro delle forcelle a veramente domande molto particolari. E io non so rispondere a tutto perché nella maggior parte dei casi lo staff tecnico non mi dà tutte le informazioni proprio per una segretezza industriale. Delle volte ci sono anche delle domande strane che non sono tecniche, diciamo, però è tutto bello. Io cerco sempre di mettere anche un pizzico di ironia in queste presentazioni, non farle diventare un trattato tecnico di alberi a camme, se no diciamo, la serata non passa, non sarei un happiness manager, no, se no, se facessi una cosa troppo tecnica. Al Mugello spero innanzitutto che ci sia il sole. Sapete che il Mugello o è caldo caldo o è acqua, quindi da toscano spero che siate tantissimi a venire al Mugello, perché devo dire, dei 19 Gran Premi che ci sono nel mondo, il Mugello è sicuramente il più caratteristico. La pista è forse la più bella del mondo, perché è in uno scenario incredibile, ma coloro che vengono a vedere la gara del Mugello, i 95.000 che vengono, fanno una cornice incredibile. Per 3 giorni non c'è verso di dormire, fanno un rumore per 72 ore consecutive solo per il gusto di aver fatto confusione al Mugello. Quindi il Mugello è bellissimo di per sé. Spero che ci sia uno spettacolo in pista come sempre c'è stato. Probabilmente al Mugello rialzerà la cresta anche il dottor Valentino Rossi. Le Ducati andranno fortissimo, Dovizioso sarà diciamo nelle zone calde. Però in questo momento Mark e la Honda sembrano un po' difficili da battere, però secondo me ci sarà una bella battaglia, sarà una bellissima gara. Asciutta bagnata che sia, in pista lo spettacolo ci sarà. Gentili telespettatori, vi avevamo promesso un ospite d'eccezione e soprattutto una ventata di novità rispetto ai soliti argomenti di cui trattiamo e che riguardano solo il motorismo regionale. Fabio Alberti è la rappresentazione di una toscanità che è presente nel mondo e come tale, da buon toscano, vi ha dimostrato quali possono essere i limiti, cioè non possono esistere, rispetto alla professionalità, alla fantasia, al comportarsi in un certo modo, avere un certo background e soprattutto dimostrarlo lavorando con professionalità e precisione. Quindi lo ringraziamo per voi e magari, che ne so, magari l'anno prossimo tenteremo il gran colpo di avere Lucio. Vediamo, ci proviamo, sono sicuro che se dovessimo fare un ottimo risultato in una gara e invitarlo subito dopo, sono sicuro che la prenderebbe bene. Lucio, ci possiamo provare. Bene,
Grazie a voi comunque per l'attenzione, ancora grazie Fabio Grazie Gianfranco, per essere stato grazie. con noi. Grazie Buona mille. serata, Toscana TV Motori continua.
Amici sportivi e toscani amanti dei motori, buonasera. Eccoci ad un'ennesima puntata del nostro settimanale che parla di motori, Toscana TV Motori appunto, e con l'apertura delle telecamere ecco che potete vedere al mio fianco, destro e sinistro, Fabio Fagni, classe 1967, e Pietro Marchisella, classe 1995, ovvero coloro i quali hanno vinto la classe A7 al recentissimo rally della Val di Nievole. Dunque, benvenuti innanzitutto in studio, avete fatto il vostro bel San Baronto, visto che siete di Lamporecchio e siete qua tranquilli, beati. Domanda subito, come mai siete riusciti a fare questo risultato? Beh, me ne sono chiesto anch'io diverse volte, però in scuderia, anche in scuderia se ne sono chiesti tanti. Sì, siamo rimasti tutti più che altro sorpresi da questa prestazione, io in prima linea, però mi sono trovato bene dall'inizio con questa macchina che avevo già guidato precedentemente in un altro paio di rally, e quindi il feeling che c'è stato subito, e poi ho un po' distinto perché non ho proprio un programma ben preciso di guida, e l'istinto mi ha portato a avere una guida pulita, semplice, Fai scorrere la macchina e quindi non l'ho tenuta impiccata, e di lì è sortito fuori il tempo. Certo, però che se all'interno della famiglia Fagni, tuo fratello Luca praticamente settimo, tu 22esimo, vabbè che sei il più anziano della famiglia e largo ai giovani, però insomma dai, anche tu potevi almeno così battagliare un po' di più, eh? Sì, no, comunque non c'era classifica fra me e lui, perché lui aveva una macchina che è molto più prestante, fa è un altro tipo di classifica. Però c'ha il vizio lui di provare tutte le macchine. Poi è sempre stato, è una vita che corre nei rally, io ho corso nel ciclismo prima che nei rally, quindi lui è sempre stata una persona che gli è piaciuto sempre le macchine sportive. Quindi fin dall'inizio ha comprato sempre anche le macchine normali stradali, erano macchine sportive. Perché tu magari sei abituato al ciclismo dove si fa abbastanza piano, sì. Poi di colpo vai. Non sono mai stato un grande performance nelle macchine da corsa. Prima andavo a vederle, poi mi è capitato di È solo una differenza di reazione, perché le curve arrivano molto più veloci. Sì. E si batte anche più veloci. Vabbè. E quindi... Senti Pietro, se no rischiamo di farti fare la figura del silenzioso. No. Com'è stato invece il discorso delle note e del sedile di destra in quell'equipaggio che avete formato al Val di Nievole? Allora, innanzitutto io sono uscito da un anno di stop per altri motivi, e infatti sono stato molto contento che la mia prima gara al ritorno nel 2018 sia stata fatta con Fabio, mi ha portato anche al debutto nel mondo dei rally. E comunque sì, un'esperienza d'oro posso dire, perché un anno di stop, primo rally 2018, classe vinta nel rally di casa con una Clio Gruppo A che per me... Cioè avete pagato più da bere che non di noleggio della macchina? Sì, pagato e bevuto da bere. Bere, dolci, tutto quello che comprende il festeggiamento dopo la gara. Ci è costato un mezzo noleggio della prossima gara. Appunto, perché calcolando il numero di soci che c'ha il Jolly Racing Team siete a posto. Poi mangiano sempre a rotta di collo, loro mangiano e bevono. Non si risparmiano, per queste vero, cose penso però che... devo dire che le cose le organizzano bene, Sì, nulla da dire. Anzi, perché il Val di Nievole quest'anno, io non c'ero, però il Val di Nievole quest'anno mi hanno detto tutti che è stata veramente pregevole dal punto di vista organizzativo. Sì, noi... Dunque, hai debuttato con questa Clio Williams, quindi qual è stata la tua prima sensazione alla guida di questa vettura che di per sé stessa è un po' datata, ma che dà sempre quel bel, come dire, rende immediatamente, sembra quasi che sia una vettura con cui si è sempre corso, perché è genuina, è neutra, si fa guidare. Penso che... No, finire che dico tutto io. Avanti, dillo. Penso che è una macchina che, nonostante che ha la sua età, perché è una macchina che già è tanto che corre, ma è una macchina che è nata per questo sport proprio. E quindi una macchina come questa, come il 106, che sono nati, cioè il Peugeot 106, che sono nati per questo tipo di sport, è anche una soddisfazione guidarla, ti dà grinta, ti dà coraggio, ti dà voglia di andare. Ti invita proprio. Senti, Pietro, ora una domanda a te, ma il passaggio dalla 106
di gruppo A5 a questa invece Clio Williams di gruppo A7. Beh, sicuramente sì. Qual è la prima, così, seduto, legato, eccetera? Beh, si stringe la strada, cioè quando il 106 entra in coppia, ok, sì, ci sei pronto, ma ecco, una coppia Tutta un'altra musica. sì, ha una potenza, una Clio Gruppo A riesce a scaricare una potenza in terra che Cioè, non è paragonabile al al 106. Non 106. fai in tempo a dire 80 che ci Esatto, sei, esatto, eccetera, come quindi- degli accenni, comunque, cioè comunque dalla curva che potresti dire che è abbastanza lenta, invece a un buon ritmo le giri fortissimo. È una macchina che secondo me è sicuramente guidata da persone che sicuramente ci hanno fatto chilometri, con fegato da vendere, si piazza tra i, no, tra i primi 10, ma ben tra i primi Delle volte 5. ha vinto anche dei rally. Sì, sì, no, Rally cioè- l'ha vinti, Ma- La anche, prima linea. anche Rally Day. Anche Rally Day, sì, certo, Perché si parla è una macchina comunque... che sa di la sua. No, è vero, Sempre. questo è, per carità, è ancora una signora vettura. Sì, sì, senza dubbio. E che oltretutto ha anche un costo non esagerato, che questo A soprattutto livello di noleggi, è- sì, anche non è ha abbastanza proprio, è importante. abbordabile da diversi equipaggi. Ecco, quest'anno ha esaurito la prima gara, poi adesso estate si riposa, Sì. quando è che ricominci? Si rifà il Pistoia perché è sempre una prova di casa e poi forse secondo il budget il Fettunta o il Pomarance. Giusto per dire prima di Per Natale, finire proprio fra le brume novembrine, fra le stagioni. brume novembrine arrivi lì e dici, cosa non faccio sa a noi se- un cosa grandissimo faccio a casa?" calendario, però purtroppo vabbè, insomma, però già fare 3 gare, insomma, è già... sì, di solito la media di tutti gli anni è questa, le 3-4 gare l'anno. Invece tuo fratello cosa farà? Finito Val di Nievole, lui, tac. Penso che anche lui si risolva sul Pistoia. Ah, sì? Ah, Sì, no, una volta si faceva anche la Beti, però dopo 10 anni consecutivi che non ci è riuscito a finirlo, si è detto diciamo basta. che c'ha un pallino, No, perché proprio c'è qualcuno lì che... non è la sua gara. No, è un po' di sfortuna. Non è che per caso non c'ha il pollice verde? Sai, Ma può darsi. lui che magari è un po' Sì, così. qualcosa... Considerando che fa il muratore, Preciso sì. dare il motivo. Vabbè, ovvio, si fa il muratore, eccetera, col cemento, il pollice verde non può averlo di certo. No, no, è grigio. Appunto. Vabbè, invece, caro Pietro, la realtà, la tua è una passione, solo che è una passione nata da poco, perché mi hai detto prima, telecamere spente, che la prima gara l'hai fatta nel 2014. Sì, Rally di sicuramente, Pistoia. cioè comunque ora... Come ti è nata questa passione delle corse? Beh, allora, la mia prima gara vista è stata la Lima Betone, che credo che avrò avuto forse 6-7 anni. Ecco, e si può dire che ai tempi d'oro della Lima Betone, che c'erano veramente macchine che venivano da tutta Italia, e rimasi impressionato. Ecco, e da lì è poi nato l'interesse verso i motori, poi comunque ho avuto qualche anno di esperienza sul go-kart e comunque sicuramente mi ho avvicinato anche nel mondo dei rally. Poi comunque, cioè, sono cresciuto con questo ragazzo che ha un'autofficina comunque con queste vetture da rally e sicuramente accanto a lui, noleggiando queste vetture, ecco, mi sono sempre più appassionato, ogni fine settimana ero in campo gara e... Quando hai fatto il salto hai detto faccio la licenza. Esatto, e io tant'è vero che i miei 18 anni il mio regalo è stato tuta, scarpe, sottotuta, cioè io ero lì che facevo il conto alla rovescia pensando che appena avevo 18 anni dovevo montare assolutamente in macchina. ti frega sta passione, ti frega. Sì, sì. Pensa che tu facevi il ciclismo che ci voleva poco, una biciclettina, 2 scarpette. Insomma, ci voleva poco, fatica dovevi- tanta. vabbè, fatica però. Perché io non ho fatta tanta fatica in 4 anni. che Ma è ho- molto meglio mettere le tue terga su un sellino piccolo così oppure stare su un bel sedile con le cinture, tranquillo, seduto, che vedi la strada? Ogni sport ha il suo sacrificio. In Però se uno dovesse scegliere... base anche all'età, perché oramai sì, adesso... sì, sì. La meglio è questa. Cioè, Diciamo che per sport. scendere da San Baronto non si fa fatica, ma a risalirlo... Sì, a salirlo, con questo non si fa fatica, con quell'altro Appunto. a parte un po' di fatica si fa uguale. Bene signori, il tempo è sempre il nostro tiranno numero 1. Sono felice di avervi presentato Fabio Fagni e Pietro Marchisella, che appunto al recentissimo rally della Val di Nievole hanno vinto la classe appunto con la Clio Williams in A7.
È stato l'autodromo francese del Paul Ricard lo splendido palcoscenico del secondo round del campionato italiano Gran Turismo. Sul tracciato di Le Castellet si sono divise le vittorie la Ferrari di Mancinelli Fontana e la Lamborghini di Palma Barri, ma al comando della classifica generale della classe GT3 rimangono sempre Fisichella e Gai, un po' sottotono nel weekend francese. In gara 1 la vittoria di Mancinelli Fontana è maturata al termine di una cavalcata sempre al comando e dopo aver strappato la pole nella sessione di prove. Nel primo stint Mancinelli è stato bravo a controllare Alto E, mentre alle loro spalle Barri ha avuto il suo bel da fare per contenere Baruch. Al cambio pilota Fontana si è confermato al comando davanti a Palma, subentrato a Barri, mentre Zampieri, succeduto ad Alto E, è scivolato terzo dopo aver scontato l'handicap tempo. Grazie anche alla lotta alle sue spalle tra Palma e Zampieri, Fontana non ha avuto problemi a mantenere la leadership e tagliare per primo il traguardo davanti a Veglia-Vedel. L'equipaggio dell'Antonelli Motorsport, dopo il bel risultato di Imola, al Paul Ricard si è confermato nuovamente grazie al giovane pilota danese e ad uno scatenato Veglia che nel suo stint ha recuperato diverse posizioni. Al terzo posto hanno concluso Zampieri e Alto E, che hanno agguantato il podio nelle battute conclusive, quando il pilota dell'Antonelli Motorsport ha avuto la meglio su Palma al termine di un acceso duello. Alle spalle dell'equipaggio delle Petri Corse Motorsport si sono classificati Baruch e Treluyer davanti a Fisichella Gai, partiti dall'ultima fila dello schieramento dopo il problema al turbo riscontrato nelle prove ufficiali. Ottavo posto assoluto e primo nella GT Cup per Pisani Sauto, che hanno avuto la meglio nella classe riservata alle vetture in configurazione monomarca su Merendino di Benedetto, precedendo l'Audi R8 LMS di Magnoni Garbelli, questi ultimi primi anche nella GT4 dopo una penalizzazione per cambio irregolare dei compagni di squadra Marchetti Caupi. È stata una gara perfetta, questa mattina la pole position che ho conquistato in Q1, poi una buona partenza mi ha permesso di allungare il primo stint, una serie di giri veloci, prendere un po' di gap e poi il grande lavoro del team Easy Race con una buona strategia. Ho dato la macchina con un pochino di gap a Andrea, che Andrea nella seconda parte di gara ha concluso il lavoro eccellente con un gran passo, anzi ha allungato pure anche un pochino e abbiamo vinto questa gran gara qui in Francia, alle Castellet del campionato italiano Gran Turismo. Grandi. Sì, un ottimo weekend, siamo arrivati qui senza nessun test, quindi era tutto nuovo per noi qui alle Castellet, però abbiamo fatto un ottimo lavoro già nelle prove libere, la macchina è andata da subito molto bene, Daniel in qualifica ha fatto un ottimo lavoro, una pole position veramente fantastica. La gara è stata divertentissima, dobbiamo ringraziare il team perché ha fatto un lavoro stupendo su tutte e due le vetture, ci siamo divertiti. Sì, con l'R8 sono stato un po' in bagarra all'inizio con una Lamborghini, poi sono salito sulla Ginetta, è andato tutto bene, avevamo del distacco perché pagavamo l'handicap delle precedenti due gare e abbiamo recuperato, poi hanno preso una penalità i nostri compagni di team, mi spiace, però insomma così sono le gare. Grazie. In gara 2, quella di Andrea Palma e Giacomo Barri, è stata una prestazione tutta in rimonta dopo essere scattati dalla terza fila dello schieramento di partenza. Un successo facilitato dal deciappamento di un pneumatico dell'Audi di Baruch al comando fino al penultimo giro, tuttavia l'equipaggio delle Petri Corse Motorsport ha meritato la prima vittoria della stagione. Nel primo stint Palma ha recuperato una posizione con un bel sorpasso su Fontana, ma poi nel duello con Veglia il pilota romano si è girato perdendo contatto con gli avversari. Dopo il cambio pilota, Barri è rientrato in pista in seconda posizione, alle spalle di Baruch, subentrato a Treluyer, che aveva preso il comando al settimo giro con un bel sorpasso su Zampieri. Quando le posizioni sembravano ormai consolidate, è arrivato il colpo di scena al penultimo giro, col deciappamento del pneumatico posteriore sinistro della R8 LMS del pilota israeliano, che ha lasciato via libera all'equipaggio delle Petri Corse.
Alle spalle dei vincitori hanno concluso Zampieri, Alto e, autori di una bella gara, grazie ad un ottimo primo stint del pilota romano e ad una prestazione maiuscola del giovane conduttore veneto che ha duellato a lungo con Mancinelli, chiudendo davanti ai portacolori dell'Easy Race. Ai piedi del podio si sono classificati Fisichella Gai, portando a termine un weekend sottotono, precedendo Vedel, Veglia e Baruch Treluyer. Settimi assoluti e primi della GT3 Light hanno concluso Magnoni Garbelli davanti a Pisani Sauto che nella GT Cup hanno bissato il successo di gara 1. L'equipaggio del Siliprandi Racing ha disputato una bella prestazione con Pisani che nelle prime battute ha ceduto il passo a Di Benedetto, recuperando poi nel finale del suo stint e cedendo la vettura al primo posto di classe al suo coequipier, ottavo assoluto sotto la bandiera scacchi davanti a Merendino. Dopo i 2 successi di Imola per i portacolori dell'Highland Motorsport, quello francese è stato un weekend da dimenticare, penalizzato da rotture ed inconvenienti meccanici. 10° posto e primo nella GT4 per Magnoni Garbelli, che al Paul Ricard, oltre alla GT3 Light, si sono cimentati anche nella classe entry level che li ha visti prevalere sui compagni di squadra Marchetti Caupi. Diciamo siamo innanzitutto molto felici e contenti del risultato, e è un risultato un po' inaspettato perché siamo partiti dalla 5ª posizione e poi durante lo svolgersi della gara mi dicevano dai box che il passo era molto buono e quindi io spingevo, poi ho cercato insomma di stare più avanti possibile e di recuperare il più possibile dalla posizione di partenza. Poi è salito Giacomo e ha fatto un bellissimo stint, un bellissimo lavoro. Contentissimo anch'io, ovviamente inaspettato, però come i primi giri abbiamo visto il passo di Andrea, ci siamo guardati ai box e abbiamo detto ce la possiamo fare. L'Audi era imprendibile e poi c'è stata anche un po' di fortuna grazie all'esciappamento e il gradino più alto, chi se lo aspettava. Dai, siamo veramente contenti e andiamo sicuramente a Misano con un grosso stimolo in più. Bene, abbiamo preso altri punti, certamente ci manca la vittoria ora, quindi il passo non era eccezionale, Giacomo ha fatto un buon lavoro. Puntiamo a Misano di ottenere un primo posto perché ormai abbiamo fatto secondo, terzo, quarti di tutti quanti, ci manca soltanto il primo. Sì, siamo contenti di come è andata la gara, erano condizioni difficili, non avevo mai guidato questa macchina sul bagnato, quindi è andata abbastanza bene. Nella classifica generale della classe GT3, Fisichella e Gai occupano la prima posizione con 48 punti davanti a Zampieri e Alto E, 46, Mancinelli, Fontana, Palma, Barri, 43, Veglia e Vedel, 42. Il terzo round stagionale è in programma al Misano World Circuit il 16 e 17 giugno prossimi. Se c'è un territorio dove i rally trovano la loro collocazione naturale e spontanea, questo è la Sardegna. La Gallura poi è luogo dall'incommensurabile bellezza, campagne e strade nelle quali le auto s'addentrano con naturalezza, dove i piloti trovano esaltazione del gesto rallistico e l'animale da corsa può esprimersi in tutta la sua spontaneità. Agli attori del campionato italiano Rally Terra è stata la 16ª edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino a dare la possibilità di mettere le ruote sulla terra sarda. Quella rossa e sabbiosa, dalle poco grip ed esigente in termini di guida quanto di concentrazione. Di attenzione i tanti piloti alla ricerca di un risultato nel secondo appuntamento della serie tricolore ne hanno dovuta prestare più del solito nella gara gallurese così nuova per molti e difficile per tutti. La pioggia dei giorni di vigilia ha mescolato le carte sul tavolo, ha dato un pizzico di incertezza in più ad una gara preannunciata incerta e spettacolare da un elenco iscritti di gran valore tecnico e sportivo. Si sono presentati tutti i protagonisti visti in azione alla precedente tappa toscana del Liburna. Chi per confermare competitività vincente? La concorrenza è molta e sarà da vedere, la gara è molto impegnativa, difficile anche per colpa della pioggia che ha fatto negli ultimi giorni. Chi per riscattare una prestazione non soddisfacente? Prima gara coefficiente 1, sarà importante portarla a termine e con un buon risultato, adesso vedremo, siamo pronti, abbiamo fatto un buon setup alla macchina e cercheremo di fare bene sin dalle prime prove.
chi all'esordio stagionale. Partiamo dalla gara di casa, una gara che conosciamo molto bene, e anche se siamo dal Costa Smeralda che non saliamo in macchina, giochiamo dal fatto che conosciamo molto bene le prove. Abbiamo deciso di correre un po' su terra proprio perché per farmi un po' di esperienza e cercare di migliorare la mia guida su questo tipo di fondo. Ma anche chi voleva prepararsi agli impegni che lo attendono nei prossimi mesi nella serie tricolore assoluta. È una bella gara, insomma fa sempre piacere venire in Sardegna, per cui insomma facciamo questa gara test che insomma può sempre servire. C'era questa opportunità e l'abbiamo sfruttata. Gara intensa e vivace da subito, la gallurese della serie tricolore terra. Il rally dei Nuraghi e del Vermentino, secondo round del CIR Terra, ha superato la prima giornata di gara offrendo al pubblico uno spettacolo grandioso. Protagonisti quasi incontrastati delle prime prove speciali della gara sono stati i francesi Consani e Gorden, andando perentoriamente in testa alla classifica assoluta con la Ford Fiesta R5, seguiti quasi a ruota da Andreucci e Andreussi. I transalpini hanno condotto la competizione sino alla terza prova speciale. Nella quarta si sono dovuti fermare dopo un fortuito testacoda. Passato al comando, Andreucci ha incrementato il suo vantaggio sugli inseguitori, arrivando a fine PS5 primo con 29,7 sul secondo in classifica generale. Seconda piazza sulla quale si attendeva si confermasse il sardo Dettori in coppia con Pisano sulla Skoda Fabia R5, con il quale conduceva la classifica relativa al campionato italiano Rally Terra, per cui Andreucci è trasparente ai fini dei punteggi. A sorpresa, al controllo stop della quinta PS al secondo posto si è però installato il veneto Costenaro. Navigato da Bardini, il vicentino della Oak Racing Club ha vinto proprio l'asfaltata prova spettacolo di Berchidda, annullando il divario da Dettori, accaparrandosi il secondo posto assoluto e la leadership della classifica tricolore. Terzo ha così chiuso il sardo, secondo dell'italiano, ad un secondo esatto da Costenaro, precedendo a sua volta il giovane veneto Bresolin, affiancato da Pollet sulla Peugeot 208 T16, alla quale stanno affinando l'assetto. La quinta PS spettacolare nei passaggi tra le case di Berchidda, eseguita da un folto pubblico, ha quindi cambiato le posizioni di vertice, confermando però al quinto posto il trevigiano Trentin con la Skoda Fabia R5 sulla quale è navigato dalla De Marco, dovendo abituarsi alle nuove coperture adottate. Seguono poi Marchioro, errando la scelta delle gomme al mattino, Federico Della Casa a precedere un Fabrizio Andolfi alle prese con l'esordio stagionale sulla terra e con una Skoda Fabia della quale deve capire le reazioni e si trova in lotta con il bresciano Ricci sulla Ford Fiesta R5. Chiude la 10ª posizione assoluta Cobbe su Skoda Fabia R5. Il giorno seguente la gara della Rassina by Racing prosegue con le 2 prove speciali sulle tratto San Salvatore ed arrivo alle ore 13:30 in Piazza del Popolo a Berchidda ed i piloti partono con la convinzione che molto potrebbe cambiare. Attaccare, c'è poco da fare, qua bisogna attaccare dal primo metro all'ultimo, siamo tutti là, tutti attaccati e la guerra è ancora lunga, ci sono altri 20 km da fare e saranno sicuramente combattuti. Adesso oggi ripartiamo da zero e sarà una bella sfida, speriamo di divertirci fino alla fine. Sì, siamo partiti bene con un ottimo passo, in qualche prova sono stato troppo accorto e abbiamo perso qualche secondo e nella giornata di domani proveremo a recuperare il tempo perso. L'esperienza fa la differenza. Lo dimostra Mauro Trentin, che dopo aver regolato al meglio la Skoda Fabia e adattatosi al nuovo tipo di guida richiesto proprio dalla vettura ceca, cambia ritmo nelle ultime 2 prove speciali del Vermentino, che va a conquistare. Nel primo passaggio dell'inedita frazione di San Salvatore, Andreucci non trova il ritmo giusto, dilapidando buona parte del vantaggio su Costenaro, ben 15 secondi che, uniti agli altri persi per una foratura nel secondo e conclusivo passaggio, lo fanno scivolare nelle retrovie.
Costenaro e Bardini invece continuano a spingere, segnalandosi alle spalle di Trentin in prova e vengono meritatamente proiettati in prima posizione, andando quindi a vincere la gara acquisendo quei punti che permettono loro di allungare al vertice della classifica generale di campionato. Siamo super contenti, una gara tosta, sempre in crescendo, sempre migliorato i nostri tempi, preso sempre più feeling con la macchina, quindi siamo super contenti. 30 e sinistra 5 con Dosso alla fine, in subito destra 4 più occhio interno, anzi non subito, l'abbiamo tolto, in destra 4 più occhio interno. 30, destra 5 meno lunga, la fettuccia, dopo l'albero chiude 3. Ok, 80, accenno sinistro per accenno destro, 80, destra 6, chiude 5 alla seconda pianta, intornante sinistro, alla seconda pianta chiude 5, intornante sinistro. 30, sinistra 5, 50, accenno destro rotto, 50, sinistra 5 meno, per sinistra 3, acqua in uscita, 5 meno, per 3, acqua in uscita, in destra 3, in 3, 20, destra 6, per sinistra 6, stretti, 100 rotti, e allo spiazzo sinistra 5 meno, per destra 4, 5 meno, per destra 4, per destra. Le due ottime prestazioni consentono a Trentin di conquistare la terza piazza assoluta alle spalle del sardo Dettori che, compiendo un testacoda nella PS6, si riprende nella successiva e chiude il suo primo impegno stagionale al secondo posto in coppia con Pisano. Abbiamo cercato di tenere il nostro passo, ieri abbiamo avuto dei problemi perché guidavo nella maniera sbagliata, evidentemente si apriva la valvola pop-off nelle prime due prove, quindi la macchina taglia la potenza e quindi abbiamo accusato. Poi ho cercato di concentrarmi, ho parlato con i ragazzi della squadra, ho cercato di lavorare pian pianino, di adattarmi alla macchina e quindi oggi siamo riusciti a spingere. Beh sì, dai, piano piano, nell'ultima non abbiamo sbagliato niente, abbiamo cercato di dare il massimo, però diciamo è servita a prendere la seconda posizione assoluta che comunque per noi è ottimo. Faccio i complimenti a Costenaro che è andato veramente forte e merita di vincere la gara. Con il navigatore Marchetti, Marchioro è quarto, precedendo Andreucci e lo svizzero Federico Della Casa. Per noi era importante avere delle informazioni da questa gara e insomma sono arrivate. Abbiamo fatto un po' di prove, speriamo che possano servire per il futuro. Al traguardo di Berchidda è settimo Andolfi, quindi Ricci, Bresolin e Cobbe. In R4 torna la vittoria al senese Walter Pierangeli con Gianluca Guzzi dominando al volante della Mitsubishi Lancer. Guarda, io sono qui, sono molto felice perché non ho solo vinto l'R4, ho finito la gara che ho iniziato 3 anni fa e questo è la più grande gioia che potrei avere. Ho risfidato queste strade e questa volta l'ho vinta io. Il toscano precede nella classifica assoluta di gara il padovano Giovanni Manfrinato, inizialmente veloce e a ridosso delle posizioni di vertice assoluto, ma poi relegato in 13ª piazza per il ritardo accumulato a seguito di ben 3 forature agli pneumatici della Skoda Fabia. Mentre in gruppo N è il veneto della Hawk Racing Mattia Codato ad aggiudicarsi la gara a bordo della Mitsubishi Lancer, sulla quale era navigato da Cristina Dinale. Direi che il risultato, la strategia di andare con calma e prenderla con un passo più per studiare il percorso, imparare passo per passo e non esagerare, ha pagato. Alla fine la gara è stata molto dura non solo sui piloti ma anche sulla meccanica delle macchine, quindi siamo molto contenti. Alla fine il primo posto ce la siamo guadagnati più con la testa che col piede. Il campionato italiano Rally Terra dà appuntamento al terzo round previsto a fine giugno al Rally San Marino in concomitanza con la gara valevole per il campionato italiano Rally, dove i protagonisti della serie Terra arriveranno con Costenaro, leader della classifica generale, seguito da Marchio con 13 lunghezze di ritardo e Dettori terzo con 12, seguiti da Trentin, Taddei e Ceccoli. Neanche la pioggia ferma la partenza del campionato italiano Velocità Montagna 2018. È la splendida cornice offerta dalle montagne bellunesi a fare da palcoscenico per l'apertura della massima serie tricolore, che quest'anno prende il via con la 44esima edizione delle Alpe del Nevegal.
La gara veneta, organizzata con estrema puntualità ed efficienza dalla Tre Cime Promotor, entra quindi a far parte del calendario titolato, contribuendo ad arricchire la già importante tabella di marcia del campionato che si snoderà per tutta la lunghezza dello stivale per un itinerario di 12 appuntamenti firmati ACI Sport. Il nuovo esordio ha inizio quindi sotto una pioggia intermittente sin dalla vigilia, ma nonostante il cielo nero e l'acqua che si è riversata ad improvvise folate sulla provincia veneta, il pubblico si è confermato quello delle grandi occasioni. Cifre importanti che arrivano per l'Alpe del Nevegal anche da parte dei principali attori, con 243 iscritti alla gara, valida anche per il trofeo italiano Velocità Montagna Nord e per il trofeo Central Europe Zone. Le ostilità tricolori sono andate in scena lungo un tracciato cronometrato di 5,5 km, sul quale è riuscito a centrare il successo Omar Magliona. Il sardo, supportato da CST Sport, riesce a ritrovare la vittoria sul tracciato bellunese, circa 11 anni dopo il suo ultimo trionfo al Nevegal, risalente al 2007. Suo il 50379 al volante di Norma M20 FC di classe E2SC 3000 che gli ha garantito il comando della classifica assoluta al termine del doppio turno di gara. Un primo fondamentale successo che Magliona è riuscito a costruire esprimendosi al meglio e mantenendo la prestazione costante durante ogni turno di salita, anche sul fondo bagnato. Io intanto non mi sento pienamente appagato di questa vittoria assoluta perché col discorso meteo mi ha sicuramente avvantaggiato. Mi sento sicuramente soddisfatto del tempo realizzato in gara 1, dopo il fermo dell'inverno l'ultima gara che ho fatto è l'Alghero in casa, quindi sono stato fermo fino alle prove di questa manifestazione. Ottimo l'esordio ufficiale alle Nevegal per Francesco Conticelli su Osella PA20 E2SC 2000 che riesce a guadagnare la vetta di classe oltre al secondo posto assoluto. Una prestazione che paga la cautela del giovane talento trapanese, convincente su entrambe le salite che hanno dimostrato un buon feeling con la sua vettura. Paga un distacco da Conticelli l'esperto pugliese Francesco Leogrande, anche lui su Osella 2000 cc. Margine che gli permette comunque di ottenere la terza piazza sul podio assoluto, offrendogli punti e buoni propositi in vista della stagione appena aperta. Della nostra classe e del nostro gruppo, a parte l'acqua, abbiamo vinto. Ho fatto un buon crono che io neanche mi aspettavo perché diciamo è una gara che non c'eravamo mai stati. Le prove sono state quelle che sono state perché la prima con l'acqua e la seconda un po' così così, però mi è andata bene, la macchina mi ha dato fiducia, ha funzionato, ringrazio mio papà che mi sta sempre dietro e mi sostiene sempre tutto al top. Pago 74 per quanto riguarda il telaio, l'assetto e tutto, e l'RM per la parte motoristica. Ora ci prepariamo per Veggenosi che è già una gara che abbiamo fatto, magari abbiamo qualche riferimento, cose, e può andare anche bene. Intanto devo ringraziare il team Dalmazza che mi ha messo a disposizione una grande macchina veramente molto performante. Ieri abbiamo avuto problemi la prima manche, era sul bagnato, quindi ovviamente il primo approccio non ho potuto fare un granché. La seconda manche problemi di cambio e ho imparato pochissimo. Praticamente il primo vero approccio è stato stamattina e ho fatto secondo me un buon tempo. Buon esordio per un altro giovane emergente, il sardo Giuseppe Vacca, soltanto alla sua terza gara su Osella, ma già riuscito a trovare un feeling adeguato, evidenziandosi alla quinta posizione. Esperienza positiva anche per Federico Liber, che si piazza al comando della speciale classifica riservata alle vetture con motore di derivazione motociclistica. La sua Gloria CP8 Evo lo porta alla leadership tra le E2SS 1600, guadagnando anche la sesta posizione assoluta. Chiude settimo assoluto l'esperto Vincenzo Conticelli Senior su Osella PA30 Zytec, soltanto alle spalle di Magliona nella lotta di classe E2SC 3000. Ottavo posto e successo tra le biposto da 1000 cc per Achille Lombardi, all'esordio con Osella PA21 JRB del Team Puglia. Nono crono per Turatello che, nonostante la scarsa possibilità di preparare la sua Osella Fast Tonic con settaggi regolati per la pista, centra la vittoria di gruppo CN. Chiude la top 10 con un esordio vincente da sottolineare tra le E2SH Manuel Dondi. Il campione in carica bolognese mette a segno una doppietta sulla Fiat X19, offrendo una prestazione consistente, nonostante le scarse indicazioni in suo possesso alla vigilia dell'Alpe. Meglio di così non si poteva iniziare.
Abbiamo finito la macchina all'ultimo, però ci tenevo tanto a essere qui alla prima di campionato al Nevegal, 1 perché è una gara che mi piace, 2 perché comunque il campionato vuole iniziato già dalla prima gara. Un risultato amaro invece per Christian Merli. Il pilota trentino di V-Motorsport si è infatti trovato costretto a rinunciare alla partenza per la seconda manche di gara dopo l'intervento improvviso della pioggia nel finale. Rimane comunque agli annali il nome di Merli che al volante della Osella FA30 Zytek gommata Avon di E2 SS 3000 si è assicurato il primato e la vittoria in gara 1, migliorando già il suo precedente record risalente al 2015 con il nuovo 2:26.84. Stessa sorte avversa per Domenico Cubeda, sempre su Osella, che si era piazzato al secondo posto e che ha dovuto rinunciare alla seconda salita. Interpretazione perfetta sul tracciato bellunese da parte di Lucio Perugini. Il driver foggiano si mantiene cauto ma costante per tutto il corso della gara, bissando il successo alla guida di Ferrari 458 e al comando tra le GT. Era molto importante incominciare col piede giusto, veniamo da 2 anni di vittorie consecutive e c'è una bella esperienza dietro alla vettura, per cui mai vista questa gara molto difficile a dispetto dell'apparenza, cioè sembrava dai camera car una salita molto semplice da fare, invece veramente impegnativa, bisogna farla per più stagioni. Sono contento della vettura, sono contento delle gomme, la Avon che mi accompagna, ci vediamo alla prossima gara. Abbiamo incominciato col piede giusto. Al secondo posto tra le supercar si piazza il giovane Luca Gaetani, autore di una prima manche degna di nota sempre su una rossa di Maranello, ma sfortunato nella ripetizione. Alla partenza di gara 2 la Ferrari di Gaetani si spegne, rallentando inesorabilmente la sua salita chiusa in quarta posizione. Terza piazza alla fine per il romano Marco Iacoangeli, davanti al calabrese Rosario Iaquinta, la sua prima volta in CVM sulla Porsche 911. Davvero emozionante la battaglia che ha interessato le vetture del gruppo E1, nel quale è stato Marco Sbrollini ad aggiudicarsi la vittoria per entrambe le manche. Nonostante qualche problema al cambio della sua Lancia Delta, il campione pesarese è riuscito ad avere la meglio sul rivale Mauro Soretti, che ha patito problemi ai freni, oltre ad una penalità di 5 secondi. Impatto convincente alla prima gara di campionato ad opera dell'esperto trentino Rudy Bicciato, che bissa il successo su entrambe le salite con la sua Mitsubishi Lancer Evo, imponendosi saldamente al comando tra le A. Grande risultato anche per Lorenzo Mercati, che centra la vittoria di gruppo. La sua Mitsubishi Evo 9 da 3000 cc è risultata costantemente in vetta tra le vetture N. Gara eccellente per Ivano Cenedese, che si impone in testa tra le Racing Start Plus su entrambe le salite con la sua Renault Clio RS. Interpretazione della gara positiva tra le sovralimentate da parte del pluricampione reatino Antonio Scappa, che si piazza al primo posto di classe RS. Duello avvincente per quanto riguarda le Racing Start con motore aspirato, che hanno visto il successo di Claudio Gullo su Honda Civic Type R, prima della parziale rivincita guadagnata da Alex Bett con la Honda Integra Type R durante la seconda salita. Chiuso il primo episodio al Nevegal, l'appuntamento con il CVM è rimandato alla seconda tappa dell'italiano, prevista nella splendida località di Verzegnis per la 49esima edizione della Sella Chianzutan. Come dico spesso, quando si parla di motori il tempo passa iper veloce, quindi vi aspetto esattamente qui sullo stesso canale alla stessa ora fra 7 giorni. Buona serata.